E allora rieccoci, signori, vi chiediamo scusa, piccolo problemino di natura tecnica. Può succedere, ragazzi, CN24 Live d'altronde porta nel nome il live e quindi il bello della diretta, che non è Riccardo Catapano in questo caso, ma è il fatto che possono accadere certi inconvenienti, vi ripeto, dal punto di vista tecnico. Ringraziamo il nostro Emanuele Bernardo per averli risolti prontamente. Tra l'altro vanno fatti i complimenti anche a lui, perché è vero, non tornerà in difesa quando gioca a calcetto, non sarà amante, diciamo così, degli orologi, però quando c'è da risolvere un problema lo risolve, e soprattutto è stato bravo, al pari di Marco Lombardi, nel gestire quella che è stata una situazione molto molto complicata in quel di Milano. Attendo tu, Emanuele, non preoccuparti, tanto nel frattempo possiamo andare in collegamento. Dimmi di sì, dimmi se ci siamo. No, manca ancora qualche secondo, però se c'è già il questore, se il questore è ancora lì, possiamo iniziare a ridargli la linea e poi quando si ricollega Marco se no, insomma, diamo... teniamo il questore, esatto, così stiamo quasi bloccando il segregato, questore di quindi Milano, non non mi mi sembra il caso. non mi sembra il caso, sì, esatto. Eccoci qui, dottore, ci sente? Sì, vi sento bene. E allora, ci scusi per l'inconveniente, diciamo l'ultima volta era accaduto penso 3 anni fa, Forse qualcosina era mancata in la più, corrente in tutta la campagna, è accaduto diciamo insomma, pre-pandemia, va, mettiamola così, purtroppo. Ci scusi dottore, abbiamo ritrovato di nuovo Marco Lombardi. Allora, giusto per rispondere alla domanda di Riccardo e chiaramente poi per i saluti come ci chiedeva la dottoressa Mottonna. A lei, dottore. Sì. Allora, io in verità ho ascoltato la domanda prima che si chiudesse il collegamento e quindi provo a dare 2 feedback rispetto a quello che lei ha detto. Uomo del Sud, è vero, orgogliosamente laureato alla Federico II di Napoli, mangiatore di pizze e orgogliosamente sannita, insomma, ecco, ci tengo a dirlo per il mio paesino che si chiama Telese Terme. Telese Terme, come no? Acqua famosissima. Esatto, ho fatto insomma una digressione un po' banale, perdonatemi di questa cosa qui. Lei aveva introdotto un pochino il tema dei luoghi in cui avvengono i fatti e che sono i luoghi che ci titolano poi ad emettere il provvedimento. E diciamo che ormai il tempo che la nostra normativa è molto avanzata, ma come in tanti settori, mi permetto di dire, scusatemi lo sciovinismo da italiano, cioè il quadro normativo italiano è un quadro normativo ben fornito, poi sta a noi come organi esecutivi declinarlo nella maniera migliore. Che cosa intendo dire? Le azioni controindicate che noi sanzioniamo non sono solo ed esclusivamente quelle dello stadio, che è diventato un luogo sempre più sicuro. Lei pensi alle telecamere, lei pensi al biglietto nominativo, lei pensi al filtraggio, lei pensi allo stewarding, quindi ci sono delle precondizioni per rendere lo stadio un luogo auspicabilmente sicuro. E io infatti vedo la frequentazione di molti giovani, di molti bambini, quando vedo le immagini è chiaro che mi si riempie il cuore quando vedo i ragazzi che vanno allo stadio. Però la sanzione riguarda anche le persone che sono sulla via di comunicazione, che si recano allo stadio. Non li vedo più. Però la sentiamo, dottore, ci vede? Ah, ok, perfetto. Allora la sentiamo e allora, la vediamo. In conclusione, dottore, io ho 2 insomma considerazioni, poi chiaramente insomma non la tratteniamo molte. La prima, se ho ben capito, oltre al DASPO c'è la possibilità che l'aggressore abbia ulteriori conseguenze dal punto di vista della giustizia, giusto? Sì, evidentemente c'è la separazione dei poteri, questo sia ben chiaro, l'ha fatto un signore francese che si chiama Montesquieu. Quindi io come ufficiale di polizia giudiziaria, cioè la polizia ha tipizzato una condotta, poi lo consegniamo all'autorità giudiziaria e l'autorità giudiziaria farà correttamente il proprio corso relativamente alla condotta che è stata posta in essere da questo signore. Quindi chiaramente poi la giustizia farà il suo corso, non soltanto per quanto riguarda il DASPO. Volevo chiedere anche, curiosità mia personale,
visto il curriculum del dottore, che ha lavorato con l'FBI, ha strettissimo contatto con l'FBI, ha curato operazioni di polizia per quanto riguarda i mondiali in Brasile, se questo bagaglio di esperienze potrà portare anche, magari, perché no, a delle novità anche per quanto riguarda la sicurezza negli stadi, ma non solo, in Italia. Sì, guardi, ogni persona è il precipitato della propria cultura, della propria competenza e del dato di esperienza. No, io sono sicuro che Marco, prima di quel sabato, era carente di un'esperienza diretta di un episodio del genere e fa parte del suo bagaglio. Lei ha indicato alcuni di quelli che sono dei passaggi della mia carriera. Mi sono diplomato negli Stati Uniti presso l'FBI, sono stato il responsabile della sicurezza in occasione dei mondiali di calcio in Brasile, ho curato un segmento specifico in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006 a Torino. Si potrebbe commettere l'errore di considerarsi esperti. Sicuramente ho nel carniere della mia vita, della mia esperienza, questi dati che cerco di attualizzare ogni giorno, perché una cosa molto importante è che la nostra società è in continua evoluzione, quindi il dato esperienziale è importantissimo. Io devo essere capace di declinarlo nell'attualità. Tutto chiaro. Assolutamente sì, no, io colgo l'occasione per fare nuovamente davvero i complimenti al questore e anzi io sottolineo come, secondo me, per combattere il problema in questo momento, perché è un problema che nel corso degli anni verrà, mi auguro, superato e alla cui base c'è sempre, credo, educazione, perché quello è il punto di non ritorno per qualsiasi sviluppo sociale e civile. Io credo che proprio questa collaborazione che debba esserci tra cittadini e anche forze dell'ordine, come è avvenuto anche nel caso del nostro Marco Lombardi, possa essere il viatico migliore, ci auguriamo, a stretto giro, per superare questo problema che, arrivati ormai alle porte del 2023, faremmo volentieri a meno di dover commentare ogni qualvolta. Ecco. Siamo certi però che la prossima volta, Marco, che andrai a Milano ti sentirai un po' più sicuro. Su questo assolutamente non sì. abbiamo dubbi. Sì. Grazie mille ancora al questore. Noi aspettiamo Marco, perché a questo punto, quando verrà la prossima volta, immagino per la partita con l'altra squadra di Milano, se Marco ha piacere viene a prendere un caffè qui da noi in questura, certo. Ci stringiamo la mano. Vi ringrazio per la ospitalità, perché visto che è una città che non mi è indifferente, ho avuto molto piacere di poter dialogare con voi e vi auguro una buona annata sportiva. Grazie mille, dottore, Grazie. Un piacere ed un onore per noi. Le auguriamo a questo punto buon lavoro. Grazie al questore di Milano, il dottor Giuseppe Petronzi, e ovviamente andiamo a salutare anche e ringraziare il nostro Marco Lombardi, facendogli ancora una volta i complimenti per quanto svolto e continuerà a svolgere, ovviamente. Per come lo svolge, ma per noi non è una sorpresa. Grazie a voi. Grazie a voi. Rientriamo in studio con le telecamere, ce l'abbiamo fatta, anche oltre i problemi di natura tecnica siamo riusciti a chiudere un collegamento. Speriamo anche, insomma, di avergli reso giustizia. Il questore è uomo di legge, sa che c'è un equilibrio dei poteri e infatti ha citato Montesquieu dal Storia del Faceto. Possiamo anticiparvi che al 99% la magistratura aprirà, diciamo così, un'ulteriore indagine ai danni dell'aggressore che, posso dirvi, risponderà almeno di violenza privata. Sì. Poi vedremo se ci saranno anche altri tipi di aggravanti, ma la violenza privata credo che sia il minimo, quindi oltre al DASPO probabilmente, ma questo lo sto aggiungendo io, ci saranno anche ulteriori conseguenze di natura penale. Non ci fermiamo, non l'abbiamo mai fatto di fronte ad atteggiamenti del genere, che siano diretti a un nostro collega o di qualche altra testata o a un singolo tifoso. Noi nel nostro piccolo sta battaglia sono anni che la portiamo avanti e continueremo a farlo, sperando che pian piano si allarghi sempre più a macchia d'olio e che questo brutto fenomeno che ci portiamo indietro anni possa quantomeno essere limitato e poi, perché no, in un futuro che ci auguriamo prossimo, essere debellato definitivamente. Tra un po'
visto anche quello che è stato un inconveniente di natura tecnica, dobbiamo recuperare velocità e recuperare anche i collegamenti. Dobbiamo parlare del Torino. Dobbiamo parlare del Torino, dopo chiaramente lo faremo con dovizia di particolari. Ad oggi che squadra è? Io guardavo gli stipendi ieri del Toro, praticamente vuoi sapere chi è quello che guadagna di più? Vado per un'idea, chi guadagna di più? È una domanda a trabocchetto, stai attento. Chi guadagna di più del Toro? Sanabria? Juric. Ah, vabbè, perché dicevi extra, compresa la panchina. Perciò ho detto a trabocchetto. Praticamente ci troviamo in una situazione dove il tecnico è uno dei più pagati. Non capita spesso in Serie A, no? Va detto, di solito chiaramente sono i calciatori. Certo. Credo che per la precisione Prat o Prae guadagna 2,2 milioni di euro e il secondo è proprio Juric, che guadagna circa 2 milioni di euro all'anno. E si trova in una posizione quindi che legittima anche la sua tempra, il suo modo, ecco, di condurre, di parlare in molti casi. Perché a quel punto, se sei uno dei più pagati, puoi dire: qui non è che ci manca il lavoro, ci manca la qualità. L'ha fatto capire Juric. Sì. Ma il Torino è davvero una squadra senza qualità? Chiedo a Riccardo Catapano. No, questo no. Ci sono giocatori che a me francamente piacciono qualitativamente, lo stesso Vlasic ne ho arrivato, Lukic a centrocampo, Sanabria credo sia un ottimo attaccante. È ovvio che ha delle caratteristiche il Torino di Juric, è una squadra molto fisica, una squadra che cerca di chiudere gli spazi, che ti viene a pressare alto, è una squadra che rischia anche tanto, perché se consideri il 3-5-2, i due esterni centrocampo si alzano fino a pressare i terzini avversari, quindi lasciando parecchio campo alle proprie spalle. È una squadra che fa soffrire, è una squadra contro la quale bisogna essere pazienti, bisogna aspettare che la partita venga verso di te e poi essere particolarmente cinici con il Torino. Ne sa qualcosa l'Inter, che ha sofferto molto, senza dimenticarci anche l'anno scorso. Il Napoli, tra l'altro Napoli-Torino, dopo la sosta per le nazionali, fu decisa da un colpo di testa di Osimhen, e fino a quel momento il Napoli aveva prodotto ma aveva sofferto contro il Torino. Nel finale, tra l'altro, i Granata rischiarono anche di pareggiarla con 2 occasioni, se non sbaglio, per Brecalo. E quindi è una squadra molto molto ostica. Sai, ha fatto anche un percorso simile al Napoli quest'estate, perché qui a Napoli c'erano parecchie critiche sul mercato, la società. Il Torino l'abbiamo visto tutti, lo screzio, lo vogliamo chiamare così, chiamiamolo anche combattimento sfiorato. Chiamiamolo anche, sì, esatto, quasi, ormai ci siamo, e Bagnati. Quindi anche loro venivano da una situazione difficile, perché è stato venduto Belotti, perché gli acquisti sono arrivati tardi, però in questo momento, se io vedo la classifica del Torino, vedo una squadra che bene o male sta facendo bene, ha raccolto 10 punti. È una squadra che fa un po' fatica a segnare, questo sì, però è una squadra che concede poco, quindi attenzione che già di per sé le squadre di Juric sono sempre molto arcigne da andare a battere, purtroppo ne sappiamo qualcosina da queste parti. Se ci metti poi l'incognita post nazionale, credo che il Napoli debba fare molta attenzione, cioè non cadiamo nel tranello di dire vabbè c'è il Torino al Maradona, che già di per sé tra l'anno scorso e quest'anno alti e molti bassi per il Napoli, cioè non cadiamo nell'inganno di pensare vabbè tanto poi c'è l'Ajax, pensiamo all'Ajax, vediamo perché la si vince. No ragazzi, è molto complicato, una squadra davvero ostica questo Torino. Andiamo di nuovo in collegamento, dovrebbe essere già pronto l'agente di Valentino Lazzaro, Max Agmair. Hello Max, how are you? Buongiorno, grazie. Buongiorno Max, ma oggi parliamo in italiano allora? Posso. But it's better we speak in English, yeah? Better if we speak in English? Yeah. No, let's try Italian, okay? No. Okay, don't worry, Max. We need you to know something more about Torino. Do you agree with the coach, with Mr. Ivan Juric, when he says that Torino needs more quality? If I look at transfer market and I look at the players of Torino, I see a lot of qualities. Yeah, generally I think every coach wants quality, yeah, and every coach wants more quality, but I also see that it's a really good team, yeah, and
they are able to play really well about everything in this area. Ci spiega Max Hagmaier, che ovviamente tutti ricorderete, insomma abbiamo ascoltato tante volte qui a Calcio Napoli 24 Live, gente anche di Erwin Hoffer, pensate all'epoca, e vi dicevo, dice che ovviamente come tutti gli allenatori anche Ivan Juric chiede sempre più qualità, ma questo non significa che nella formazione granata ad oggi non ci sia. Ci sono tanti calciatori che invece fanno proprio della qualità il loro, diciamo così, marchio di fabbrica. If there is quality in Torino, Max, can you describe to us this team? Because against Juric, Napoli had always big problems, not only with Torino, but even when Juric was coach of Verona, Napoli had many problems with him. Yeah, first of all, I want to say that Juric is a clever coach. Yeah, he's tactically very good, and he knows how to lead his team. Also, especially also against big team. So I think Napoli will have for sure some problems. Il Napoli avrà sicuramente dei problemi anche stavolta, ci dice con grande ottimismo, no, sto scherzando, il nostro Max Hagmaier, perché dice che Juric è un grande coach, è un coach molto clever, quindi intelligente. Clever è scaltro più che intelligente, un coach molto scaltro che ha dalla sua tante armi in grado di mettere in difficoltà gli avversari. Riccardo. Sì, Max, can you describe us the relationship between Valentin and Juric? Which are the request, tactical request of Juric? I don't want to speak about the tactical request because I think it will change for every game. Yeah. Okay. But I can describe you a little bit what Valentino thinks about Juric, and it's a matter of trust. Yeah. He feels the trust of the coach, and this is very important for Valentino to bring it on the field. Yeah. A good work, yeah. So this is, I think, the most important thing for Valentino at the moment, yeah. Sì, Max non ha voluto, diciamo, entrare nel dettaglio tattico, perché ha detto ovviamente poi le richieste tattiche cambiano di partita in partita. Lui ha parlato di fiducia, però, perché Lazaro sente molto la fiducia di Ivan Juric, che lo sta impiegando comunque con continuità in questo inizio di stagione. Lui cerca ogni volta di ripagare questa fiducia, è un rapporto leale, e soprattutto ci ha tenuto per sottolineare di come lo stesso Lazaro si fida della crescita che può avere da Juric, e quindi ascolta molto quelle che sono poi le richieste, seppur non è voluto entrare poi nel dettaglio tattico, magari per non dare una mano a Spalletti. Do you think that on Saturday Valentino will play? I hope so, yeah. I don't know really, but I hope so, of course. And what about the future? Which kind of future do you imagine for Valentino? He likes to stay in Torino. Yes, I can say that he likes to stay in Torino. He likes the team. He likes the club. Till now, you know, we cannot look too far in the future, but till now everything is fine, and he would like to stay in Torino. Last question. In the past, there was a time when Valentino Lazaro was close to Naples. Yes. Okay. At the same time, No, you said the right thing. It was in the past. Yeah, we don't look in the past. We are in the present now, and we are looking for the future. And it's like this now that he's in Torino, and he likes a lot the club, and yeah, he wants to do the best for the club. Inizio a tradurre, poi ci riprovi tu. Gli abbiamo chiesto insomma se sabato Valentino giocherà, ha detto I hope so.
spera quindi che Valentino possa giocare sabato prossimo. Per quanto riguarda il futuro si vedrà, attualmente si trova in prestito al Torino, si trova molto bene, ricordiamo che il calciatore è di proprietà dell'Inter, è presto, ha detto, vedremo poi a fine stagione quali saranno gli ulteriori discorsi da fare. Per quanto riguarda il passato, gli abbiamo chiesto, ma è vero, Valentino è stato vicino al Napoli, in passato ha detto sì, in passato sì, però insomma, vediamo se riusciamo ad avere... No, gli chiedo anche di Muldur a questo punto, perché un altro dei suoi assistiti è Muldur. Max, another of your clients is Muldur, player of Sassuolo. Can we say the same about Lazaro? It was near Muldur to Napoli in the past years. Yeah, it was. Yeah, we spoke one time with Napoli about this. They were interested, but you know, it is in the past. Yeah, and Muldur is now injured at the moment, so we hope that everything will be fine in January for next half season, and for sure Muldur also wants to do the best and maybe to make another step in the Serie A. Ok. E tu? Sì, assolutamente. Io ho chiesto anche di Muldur che in questo momento è infortunato, anzi noi gli facciamo in bocca al lupo per il recupero, dovrebbe rientrare a gennaio, quindi un infortunio abbastanza serio. In passato noi sappiamo che il Napoli si era interessato anche a Muldur, tra l'altro esterno del Sassuolo, ci ha confermato lo stesso Max di come ci sia stata una chiacchierata in passato per Muldur, poi non se n'è fatto più nulla, lui adesso è concentrato sul recupero per restare al Sassuolo, per far bene al Sassuolo, però ci ha detto è pronto poi una volta che si stabilirà, diciamo così, recupererà al Sassuolo, nei prossimi step per il futuro anche un'altra esperienza in Serie A è assolutamente da tenere in considerazione. C'è Max che sta facendo il regista di eccezione. Max, we saw a girl before and ok, vediamo. No, adesso ci mostro lo schermo nero. No, it's not a girl. It is my wife. She looks beautiful. So compliments to you. And it doesn't look only beautiful and very important. We cannot hear you. We cannot hear you, Max. Can you repeat, please? Can you hear me now? Yeah. No, she not even looks beautiful. She is very important in my company. Well, she makes all the financial things. Okay. So, Max, it was a pleasure to speak with you today. Always a great pleasure, and we wish you a nice Napoli-Torino, and we will see you soon. Okay? Yeah, maybe in the next 2-3 months in Italian language. We can speak. Tell us. Okay. Tell us. Ciao. Bye bye. Ok, bye bye. Ciao. Ringraziamo l'agente austriaco Max Agmair. Insomma, quindi sia Muldur che Lazaro sono stati vicini al Napoli. Ti ricordi un arco temporale? Un paio di anni fa. Quindi diciamo un paio di anni fa è arrivata comunque una conferma. Da Kiss invece arriva sicuro un paio di anni fa. Sì, Lazaro non ricordo. Lazaro penso prima dell'Inter a questo punto. Sì, penso sì. in quell'estate dove poi fu acquistato l'Inter, quando anche il Napoli cercava un terzino destro. Sì. Poi arrivò Di Lorenzo. Credo che siamo in quel range temporale là. Cosa dice Kiss Napoli? De Laurentiis scontrerà Tim Cook della Apple con possibilità di partnership. Ti piace un bel iPhone che non lo so cosa potrebbe fare un iPhone targato Napoli? Un caffè. Quello manca. L'incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il numero 1 di Apple, Tim Cook, presente a Napoli. L'ha annunciato Walter De Maggio. Secondo quanto riferito, De Laurentiis incontrerà oggi al centro Apple di San Giovanni a Teduccio l'amministratore delegato per una possibile partnership tra la SSC Napoli e la Apple. Quindi facciamo Apple, Amazon, Coca-Cola, praticamente tutti i brand top più importanti al mondo. Poi si dice che il Napoli non è internazionale, vedi? Ha voglia che il Napoli è internazionale. Napoli è una città strategica, ragazzi, quello che ancora non si capisce. Già nel passato Napoli non era capitale di un regno tanto per... Napoli era strategicamente importantissima.
Andiamo avanti a questo punto con i contributi dal Social Football Summit. Emanuele, oggi ti abbiamo fatto fare gli straordinari e continuiamo perché tocca a te di farci sentire. Una volta tanto lo facciamo lavorare. È un lavoratore, guarda, suda tantissimo, si vede proprio la fatica. Per favore Emanuele, facci sentire la seconda parte del contributo Mancini De Rossi. Hanno fatto veramente, che hanno reso, forse anche al di là delle aspettative, c'è stato un rendimento di tutti molto molto forte. Sì, no, sicuramente, perché l'Inghilterra, che abbiamo battuto l'altro giorno a San Siro, è una squadra che nonostante tutto potrebbe anche rischiare di vincere il mondiale, perché c'è una rosa incredibile. E la stessa Ungheria, che li ha battuti 2 volte, ha battuto la Germania in Germania, è una squadra molto fisica, che c'è messo in difficoltà, non era un gruppo così semplice, quindi i ragazzi hanno veramente messo tutto, in un momento comunque che la condizione non è al massimo, perché comunque con una stagione così particolare, magari sono squadre che hanno iniziato con una preparazione diversa rispetto al passato, perché adesso si devono fermare 2 mesi, quindi hanno messo grande impegno, abbiamo cambiato un po' il sistema e nonostante tutto, anche con qualche difficoltà, sono stati bravi comunque a farlo bene. Daniele, lo chiedo anche a te, cos'è questo gruppo? Tu ne hai fatto parte, sappiamo non è un segreto, un mistero, che probabilmente hai detto no anche ad altre possibilità, perché di questo gruppo facevi appunto parte, volevi evidentemente crescere all'interno di questo gruppo. Ricordo anche en passant che tu sei uno, insieme a Stoff, l'unico che può vantare il campione del mondo e il campione d'Europa, detto che d'Europa non eri in campo ma eri ovviamente nello staff, quindi è un primato abbastanza unico. Che cosa ti piace di questo gruppo e che cosa ti piace, non ci sta ascoltando, Roberto Mancini? C'è anche l'Eloriani in questa classifica di quelli che hanno vinto sia il mondiale europeo, poi si arrabbia, quindi lo voglio dire. Mi piace di questo gruppo il fatto che ancora prima che io entrassi ha saputo, prima ancora ripeto, di ottenere risultati sul campo, ha saputo rinascere dalle proprie ceneri, che erano le mie, che avevo lasciato da Italia a Svezia. E passando avanti 2, 3 anni, 4 anni, quelli che sono, la sensazione è che abbia la capacità di rifarlo, e qui veniamo al discorso del timone, no? Di chi comanda. Non è cambiato molto pre-europeo il mister nei confronti dei ragazzi, non è cambiato dopo la vittoria, cioè deve essere insomma un alleggerimento, un ammorbidimento da parte di tutti quanti, è sempre uguale, anche perché il rapporto che ha creato lo ha creato con la cordialità, con rispetto, li lascia molto vivere. Ho avuto molti allenatori in nazionale molto bravi, tanti molto più bravi di quanto possiamo immaginare o quanto abbiano dimostrato con i risultati, ma ci sono state volte in cui ero proprio felice di andare in nazionale, a volte un po' mi pesava perché già il club comunque ti leva tante energie. La sensazione è che sono entrato in un gruppo ed è piacevole andare in nazionale, è tornato ad essere un piacere, al di là che lo dovrebbe essere sempre, perché vestiamo una maglia gloriosa, importante, che ci rappresenta proprio come esseri umani, come cittadini, ma è tornato ad essere piacevole stare in questo gruppo, stare quotidianamente a Coverciano. Noi all'Europeo lo ricordiamo con grande amore, con grande felicità, perché l'abbiamo vinto sicuramente, si ricorda sempre tutto con più gioia, ma siamo stati tipo 50 giorni chiusi per via del Covid, in bolla, non potevamo vedere i parenti, non potevamo vedere nessuno, quindi dal punto di vista emozionale è stato forte, pesante, eppure siamo stati, se ci avessero detto di stare altri 10 giorni ci saremmo stati. Beh, direi che tutti facciamo un applauso, merito questa sottolineatura. Perché siamo in un ambito sociale, digitale, social, quindi bisogna essere anche coi tempi giusti e contingentati. Roberto ne ha già parlato tante volte, quindi lo chiedo prima a te invece questa cosa, Daniele. Il tema che riguarda il reperimento, cioè la selezione dei giocatori. Tu fai parte di una generazione, quella Roberto l'ho ricordata prima, ma anche la tua generazione in cui a 17 anni Buffon debuttava in nazionale a Mosca, in cui Francesco Totti era titolare nella Roma a 19 anni, in cui tu più o meno alla stessa età ti affacciavi con grande ovviamente slancio dentro la Roma, e Cannavaro era titolare col Napoli, poi avrebbe fatto le coppe, non voglio ovviamente dimenticare perché sono tantissimi, Nesta, eccetera eccetera.
Da fratello maggiore, ti considero più così in questo momento che non magari di fratello maggiore di una nuova generazione, come la vedi questa situazione e se secondo te c'è modo, si può fare qualcosa per invertire questa tendenza, perché credo che sia veramente difficile oggi lavorare con materiale così ristretto. Allora, sì, probabilmente c'è un impoverimento, probabilmente deriva anche dal fatto che ho già sentito ripetere più volte che si vive meno per strada, si vive meno nei parchi, si vive meno col pallone in mezzo ai piedi, si vive per meno in spiaggia come facevo io ad Ostia, giocando tutto il giorno col pallone, non c'era tanta tecnologia, non c'erano tante alternative, cioè o giocavi a pallone o giocavi a guardie e ladri, quelli erano i giochi che facevamo da ragazzini e quindi come in un allenamento semplice, se tocchi la palla 500 volte migliori, se la tocchi 1000 volte migliori ancora di più e questo si fa un po' di meno. Quindi probabilmente c'è un po' meno materia prima, però c'è e veramente adesso sembra che sto qui a fare ruffiano, ma abbiamo trovato 4-5 giocatori che almeno io, che forse non sono troppo attento alle leghe inferiori, diciamo alle under inferiori, alle nazionali inferiori, non conoscevo. Se hai occhio e se hai coraggio di buttarli dentro, i ragazzi giovani ci sono. A loro però consiglio soprattutto di giocare. Vedo tanti giocatori bravi che sono pronti a fare under 21 che magari rimangono attaccati un po' alle loro squadre di appartenenza, devono giocare. Il giocatore forte deve giocare, hanno la fortuna gigantesca di avere un allenatore che li guarda e che non ha paura a mettere un giocatore che gioca in Serie B o che gioca solo da 4-5 partite, perché abbiamo visto, ha iniziato con Zaniolo e sta continuando fino ad oggi, quindi andare a giocare, andare a misurarsi, prendere qualche legnata sul muso che fa bene, ma il materiale c'è, basta cercarlo e basta aiutare poi chi è sulla punta della piramide, no? Aiutarli a vederli, a farli uscire fuori, valorizzare un certo tipo di talento che è quello che poi porta alle vittorie finali da grandi. Tipo quando tu vedi uno come Raspadori, giovane alla sua età, che fa quello, che cosa provi da collega proprio in questo momento qui, da assistente dello staff di Mancini? A parte che l'essere umano Raspadori ti rende felice se lo vedi felice, perché è veramente un ragazzo veramente forse della generazione mia o di quella del mister, ha dovuto giocare negli anni 70-80 tranquillamente Giacomo, perché è un ragazzo veramente meraviglioso, un giovane galantuomo direi, ma mi rende felice vedere questi ragazzi che fanno un percorso che poi fortunatamente ho fatto anch'io in passato e ripeto, forse era un po' più difficile emergere. Con Lippi eravamo in 2 giovani che veniamo dall'Under 21, avevamo appena vinto l'Europeo Under 21, la medaglia di bronzo, quindi era meno difficile buttarci dentro, ma gli altri non avevano grande spazio. Lui ha buttato dentro una decina di giocatori tra 2003, 2004, 2002, insomma giocatori tanto giovani, ma che poi se li metti nel contesto giusto sono pronti. Con l'Under 21 superi anche dei laureali, ci stavo pensando mentre parlavi, lo batti perché hai vinto l'Europeo e hai vinto la medaglia. Diamo lo sguardo al futuro, qui ripeto un contesto molto di innovazione, il domani, il futuro, che cosa cambia, che cosa succede, che cosa c'è nel futuro della nazionale italiana, che cosa vedi davanti, che cosa ci sta aspettando? No, credo che insomma, la nazionale italiana poi alla fine dà qualche delusione, ma poi dà anche grandi soddisfazioni, visto il palmarès che ha, che è tra le migliori al mondo, quindi io credo che insomma, se si riesce a migliorare qualcosa e dare un po' più di fiducia ai ragazzi un po' più giovani, poi come tutti quelli che sono qua, quelli che sono magari già più grandi come me, quando abbiamo iniziato abbiamo fatto anche degli errori, si riparte dagli errori comunque, cioè è possibile che un ragazzo giovane entri e faccia tutto perfetto, insomma sarebbe uno, forse Messi. Ti posso fare una domanda scomoda, me la consenti? Tu non sei stato diciamo, un calciatore modello in nazionale, ogni volta ricordiamo la vicenda di New York, eccetera, di quel ritiro. Sei diventato un pochino più comprensivo da commissario tecnico, si cambia e il Mancini di allora magari se l'avessi dovuto gestire tu? Vabbè, ma io ho fatto quasi tutto quando ero giovane, quindi capisco benissimo i ragazzi che quindi si può sbagliare a volte. E infatti per questo motivo la porta della nazionale è aperta a tutti, anche quelli che magari in questo momento hanno avuto un comportamento un po' non giusto e basta insomma chiedere scusa a volte ai propri compagni e ritornare, perché come ha detto Daniele di ragazzi giovani e bravi ce ne sono tanti, bisogna dargli la possibilità di giocare, di sbagliare
questo credo che sia la strada giusta, insomma. Ultimissima davvero, che cosa ti ha convinto a rimanere, a decidere di rimanere, di intraprendere questa strada, e nel momento in cui hai deciso di rimanere qual è l'obiettivo che ti sei dato? Sei un uomo che ha sempre fatto sfide, ha sempre affrontato sfide da calciatore, da allenatore, cioè quel giorno che hai detto rimango perché? Sinceramente non lo so, perché in quel momento lì l'unica cosa è capire che comunque purtroppo è andata male, e non si sa per quale motivo, però è andata male, quindi però il fatto di credo che vincere l'Europeo sia stata vincere con la nazionale, credo sia la cosa più bella che ci possa essere proprio nel mio lavoro. Io ho vinto da allenatore, da giocatore, quindi però credo che la gioia della nazionale, cioè dare a 60 milioni di italiani una gioia, più quelli che sono all'estero, una gioia così, e quello che abbiamo provato è una cosa incredibile, quindi adesso bisogna aspettare 4 anni, però insomma, cercheremo di tirare a vincere il mondiale in America, che è quello il nostro obiettivo, e quindi è stato un po' questo, e poi il fatto che comunque insomma tutti quanti erano comunque, nonostante la situazione abbastanza difficile, erano molto positivi nei miei confronti, quanti ragazzi, tutto, insomma questo mi ha convinto. Perfetto, io ti dico un grande grazie e cominciamo a parlare. Un grazie grandissimo per quello che avete fatto, ci avete regalato un anno fa, è stato un momento fondamentale anche per il paese, anche per l'uscita dal momento che era stato difficilissimo, drammatico per questo paese, e quella nazionale è entrata nella storia anche per questo motivo. Non mi dilungo, ringrazio ovviamente tantissimo di essere stati qui ospiti, vedo che la platea è piena, quindi questo dimostra quanto sia apprezzata la vostra presenza. Vi chiedo un grande applauso per Daniele De Rossi. Non credo che siano solo a Roma, credo che la sincerità e la schiettezza siano apprezzati ovunque, quindi la tua figura è apprezzata ovunque. E un grande applauso ovviamente per il commissario tecnico. Applausi per Roberto Mancini e Daniele De Rossi, entrambi facenti parte dello staff della nazionale italiana di calcio. A proposito di nazionali, Ricky, sì. Guarda qui il Napoli quanti minuti, o meglio i calciatori del Napoli, quanti minuti hanno disputato con le rispettive nazionali. Qui c'è una grafica, la riconoscete ovviamente, targata Sky, e guarda qui, Meret 0, vabbè, sarebbe cambiato poco. Di Lorenzo sono quasi 180 minuti, Raspadori mancano 25 minuti, ma pure lui ha giocato tanto. Lobotka non si è perso un minuto, Kvaratskhelia giusto 10 minuti, così 15 per gradire, per fare un po' di autografi. Zielinski stesso discorso, Elmas stesso discorso, Mario Rui e Lozano hanno fatto soltanto una partita, Kim non solo il viaggio intercontinentale, pure lui, bei 180 minuti con la Corea del Sud. Rischio affaticamento contro il Torino? Sì, e quindi però turnover più massiccio? Secondo me non fa turnover così massiccio Spalletti. Qualche cambio ci sarà, anche perché poi dopo devi andare ad Amsterdam con l'Ajax, che può essere un'altra partita fondamentale per il passaggio del turno, però ragazzi, questo mese e mezzo è fondamentale. Ho visto anche il calendario, sono 12 partite, compresa anche la Champions, di cui 7 al Maradona e 5 fuori casa. Il Napoli deve dare tutto, possiamo dirlo? Sì, assolutamente, e quindi Spalletti non credo faccia troppi esperimenti, non credo che faccia troppo turnover, li cambierà sicuramente tra una partita e l'altra, però diciamo che se leggiamo questa grafica di tutti quanti posso immaginarmi 2-3 cambi, ma più di questi no. Intanto arriva anche un messaggio di Victor Osimhen su Twitter. Vai. Con una foto e una clessidra preceduta da loading,
loading Ci sta, solitamente in caricamento, mettiamola così. Manca poco. Quindi che cosa vuol dire? Che Victor Osimhen sta accelerando per tornare a disposizione. La data è quella con la Cremonese, la partita con la Cremonese. Quindi anche lui ha messo i pallini nella grafica come noi. Sì, quelli erano, questi sono i flash dei telefoni, immagino. Anche noi abbiamo i telefoni. E quindi insomma questa è un'aggiunta non di poco valore, il ritorno di Victor Osimhen, anche per chi ce l'ha al fantacalcio. Voi due per esempio. Mamma mia. In questo caso, scusa, hai speso tanto è il tuo giocatore più pagato, sì. È il tuo giocatore più pagato, e quindi è normale che stai aspettando. Tra l'altro Osimhen non ha mai vestito questa maglia, o sbaglio? Quale? Questa. Non c'era Osimhen quando il Napoli aveva questa maglia. Questo è con Ancelotti, quindi... No, questa non c'era. Cioè aveva così tanta voglia. Sì. Mi dice Emanuele Bernardo che il nostro Peppone Cautiero ha fatto questa grafica. Gliel'ha passata... No, a questo punto se l'è rubata. Victor Osimhen ruba le grafiche di Beppe Cautiero. Dai, no. Lo possiamo dire? L'avete detto? No, ovviamente siamo questa scherzando. è la foto che lui mise quando arrivò a Napoli. Esatto, però vedi, da allora l'ha lasciata, lui subito voleva integrarsi con quella che poi sarebbe stata la sua maglia. A proposito del ritorno di Serie A, sì. Ha parlato anche Rocchi, sì. Il disegnatore arbitrale, si è soffermato anche sull'episodio attinente, Dest, il fallo, Kvaratskhelia, eccetera, eccetera, ma non solo, derubricando poi Lecce Salernitana ad un errore. Lì davvero o dici questo o parli di malafede. Però riassumiamo il tutto. Almeno lo hanno ammesso l'errore. Almeno lo hanno ammesso. Che solitamente non l'avessero neanche ammesso. È stata un'ecatombe quella partita, veramente brutto spettacolo per il calcio italiano. Sentiamo la risposta di Rocchi a chi giustamente gli ha chiesto spiegazioni, nella speranza che il weekend di ritorno dalle nazionali sia foriero di pochi episodi arbitrali controversi. Perché nel video che ho fatto vedere prima ci sono tantissime decisioni prese dai ragazzi che con il regolamento del gioco del calcio hanno poco a che fare, ma hanno a che fare a livello di gestione delle persone, gestione dello stress, gestione delle tensioni, emotività, per cui l'arbitro ha come primo obiettivo, anche se uno pensa a cose diverse, l'arbitro come primo vero obiettivo a prendersi cura, e prendersi cura della partita, del risultato. Il primo obiettivo che dico ai miei ragazzi è: voi quando uscite da qua, che sia l'Olimpico, che sia qualsiasi stadio, dovete avere una convinzione e possibilmente una certezza che quel risultato è corretto e non dipende dalle vostre decisioni. Questo è il loro primo obiettivo, e vi garantisco che per farlo capire ai giovani arbitri che magari iniziano una carriera e che hanno come obiettivo l'egoismo personale, perché l'arbitro, tanto per essere chiari, è un grandissimo egoista, perché quando sei in campo tu devi essere convinto di essere più forte, perché sennò non ce la fai, che quando decidi non sbagli, perché sennò non ce la fai, e che quelli che sono intorno a te tendenzialmente sono lì per crearti problemi, che poi non è nemmeno così. Ma l'arbitro cresce con questa mentalità, perché dovete pensare che l'arbitro che vedete oggi a Roma Lazio, è un arbitro che ha cominciato 15 anni fa in un campo di periferia con 20 bambini che tutto sommato giocano a calcio e 50 genitori fuori, che sono uno spettacolo spesso indecente, e credo l'avete penso osservato tutti. Per cui l'arbitro cresce con questa mentalità qui, per cui l'obiettivo principale che ha l'arbitro è prendersi cura del risultato e prendersi cura, nell'altra cosa che noi cerchiamo di lavorare tantissimo, dei calciatori, perché l'arbitro, il primo vero obiettivo è che nessuno si possa far male in una partita, e nei primi due obiettivi, come vedete, non c'è né un calcio di rigore né un fuorigioco, perché questi sono, perdonatemi, dettagli dal punto di vista arbitrale, sono dettagli tecnici, ma non sono l'obiettivo principale di un grande arbitro. Un grande arbitro in testa ha: primo, io devo garantire il risultato più trasparente e più corretto possibile; secondo, devo essere uno pronto a far rispettare le regole senza guardare in faccia né a destra né a sinistra, e questo è quello che noi chiediamo. Chiaro che un arbitro che cresce così per 15 anni cresce senza tecnologia. Voi dovete immaginare che io ho arbitrato 17 anni in Serie A, di cui 14 senza tecnologia, e quando poi l'ho scoperta, ve lo farò vedere, mi è sembrato di scoprire un nuovo mondo. Io non pensavo esistesse un mondo anche bello per poter arbitrare, ero convinto che arbitrare fosse tensione e stress dal primo minuto al 95esimo. Entravo in campo con l'obiettivo di non sbagliare,
Immaginate nel vostro lavoro, qualsiasi lavoro state facendo, e non è calcio, di entrare in ufficio e l'unico obiettivo che voi non avete è di non sbagliare. Perché noi non produciamo niente, non vinciamo nulla, non portiamo benefit economici a nessuno. Noi l'obiettivo che abbiamo è non sbagliare. È una lotta continua, costante, quotidiana contro l'errore. E oggi, quando sento dire da qualcuno che gli arbitri sono contro la tecnologia, ecco, io li farei provare una volta a arbitrare una partita, senza tecnologia, perché con la tecnologia è troppo facile, senza. Per capire quando invece è arrivato questo strumento favoloso, forse una delle migliori invenzioni che il calcio poteva offrire al calcio e agli arbitri, per noi è stato un sollievo, almeno per quanto mi riguarda. Per cui immaginatevi, partendo dal fatto che l'arbitro si prende cura di tutto quello che lo circonda, l'arbitro ha anche un'altra grandissima caratteristica, che è questa, che è una squadra. Oggi pensare all'arbitro singolo, perché l'arbitro inizia da solo, perché rappresenta un momento molto difficile l'anno scorso. Nel video abbiamo messo anche degli errori che abbiamo commesso, tra cui questo ragazzo è stato disintegrato l'anno scorso per un fischio poverino anticipato, ma non solo va la nostra massima il nostro massimo affetto, ma fa tutto quello che si può pensare. E vi dico la verità, in questa immagine, pur in un momento di difficoltà, io ho trovato la cosa più bella sono loro, perché gli unici che hanno capito il momento vero di difficoltà dell'arbitro sono loro, gli unici a cui era stato tolto qualcosa, ma gli unici giocatori. Chi viene in campo con noi, io lo dico sempre ragazzi, chi viene in campo con voi sa, vive la partita, conosce, se sbagliate perché commettete un errore, lo sanno, perché vivono, giocano il campo e giocano per non sbagliare. Loro giocano per costruire, talvolta per distruggere, ma sicuramente non giocano contro gli avversari, ma non contro l'arbitro, di partenza. E questo è un esempio bellissimo perché c'è relazione e comunicazione, c'è tutto in questa foto. Ecco, oggi un arbitro moderno, specialmente al top, deve essere bravo anche a avere queste caratteristiche qua, perché come sapete, come vedete, oggi l'arbitro è sotto i riflettori, ahimè, 365 giorni l'anno, e quindi devono essere molto bravi e molto capaci a rispondere anche a queste esigenze. Però capite bene, arriviamo poi al vero nocciolo della questione, che tutto questo oggi senza qualcuno che ti aiuta da fuori è impossibile, perché io per una vita, ripeto, ho arbitrato, finivo la partita, tutto il mondo sapeva che avevo commesso un errore, io lo scoprivo quando rientravo allo spogliatoio e trovavo il messaggio di qualcuno che mi diceva, forse pochi, che quando sbagliavi ti scrivevano in 2, e quando arbitravi bene ti scrivevano in 300. Tu, se avevi arbitrato bene, bastava prendessi il telefonino, guardavi 300 messaggi, potevi mettere il telefono e dicevo, grande partita. Lo prendevi e non c'erano messaggi, erano problemi seri. Tu speravi non ci fosse campo, il campo era pieno, segnale, e quindi vuol dire che la partita non è andata un granché. Al di là che poi negli ultimi anni la comunicazione in campo si era affinata e quando commettevi qualcosa il modo di fartelo sapere lo trovavano, per cui ecco, eri informato anche durante la partita da questo punto di vista, ve lo posso garantire. Per cui tutto questo solo con la persona, con la persona fisica in campo non era più possibile. Per cui, lavorando tanto da questo punto di vista, siamo arrivati ad avere la tecnologia in campo. Che capite bene, se un po' vi ho aperto la visuale sull'arbitro, per un arbitro avere qualcuno che da fuori ti dice guarda, hai sbagliato, non è il massimo della vita. Cioè, voi immaginatevi, siete costruiti, come vi ho spiegato prima, per non sbagliare, entrate in campo, quinto del primo tempo, arriva qualcuno fuori, e non qualcuno preso per strada, ma un tuo collega qualificato e professionale che ti dice guarda, vieni a vedere questa cosa perché l'hai sbagliata. E vi garantisco, da chi era in campo non è piacevole, perché l'arbitro che non si preoccupa, anzi non sta male per un proprio errore, non è un arbitro. L'arbitro deve soffrire per l'errore che commette, perché l'arbitro che non si preoccupa, quando io vedo un ragazzo dei miei difficile, perché un po' mi conoscono, quindi o fanno finta o realmente ci soffrono, ok? Ma se io vedo un arbitro che non si preoccupa di un errore che ha commesso, non è un arbitro. Per cui già andare a comunicare a qualcuno che è in campo, che ce la sta mettendo tutta, che ha commesso un errore, è una cosa molto difficile. E capite bene che vi sto parlando di due figure, l'arbitro che subisce la decisione e chi gliela deve far subire, il VAR, che di fondo è un arbitro che o arbitra o ha arbitrato fino a ieri, o fino a ieri l'altro. E la tecnologia ci ha portato a questo meraviglioso strumento. Questa è una sala VAR, ho denominato VOR, quindi sarebbe la stanzetta, diciamo, dove operano i nostri VAR. Come sapete, anzi è giusto che ve lo dica, abbiamo due tipologie di VAR in Italia. La Serie A ormai è totalmente a Lissone, abbiamo una sala VAR meravigliosa,
anzi ringrazio pubblicamente la Lega Calcio che ci ha dato, la federazione che ci ha dato questa possibilità di avere una struttura veramente eccellente per lavorare. Da Lissone trasmettiamo tutte le partite, quindi riusciamo a ricevere i segnali degli arbitri, per cui avete i 4 arbitri che fanno Roma-Chievo qua, tanto per essere chiari, hanno i 2 VAR a Lissone, così come se siamo a Napoli, siamo a Lissone. Okay, per cui, mentre la B ancora in una fase di assestamento abbiamo alcuni VAR che sono a Lissone e alcuni VAR che sono in sede, ma penso a breve avremo tutto quanto a Lissone. Questa è la stanzetta dove operano i nostri 2 operatori. Noi abbiamo un VAR e un AVAR, che sono semplicemente il VAR titolare e l'assistente, diciamo l'aiutante, chiamiamolo così, e la società di servizi ci offre 2 operatori, che è un operatore principale che ci passa l'immagine, che seleziona le immagini, e un operatore che fa da supporto all'operatore principale. Questi sono gli schermi, questo è quello che vedete voi da casa, esattamente uguale, si chiama program, quindi quello che voi vedete a casa. Il VAR sotto il program ha questo schermo a 4 camere che è rallentato di 3 secondi. Perché questo? Perché io sto guardando la partita, accade qualcosa, la prima cosa che faccio, scendo e 3 secondi dopo mi ripropone la televisione già qualcosa che ho visto sopra. Come mi si accende una lampadina, comunica all'operatore che ha questo schermo e gli chiedo dammi quello dove posso vedere qualcosa che è accaduto. Capite bene che un VAR è sì un arbitro, ma deve avere tanta esperienza con la tecnologia. Per cui per esempio io ero uno tecnologicamente molto arretrato, perché ero restio a questo, quando ho dovuto lavorare su quell'aspetto ho dovuto studiare tantissimo. Vi dirò una cosa di più, questo agli arbitri lo dico sempre. Un grande arbitro nasce anche con tanto talento, cioè se tu hai talento, diventare grande arbitro ci lavori e ci diventi. Un grande VAR può diventare anche chi, nonostante non abbia un talento fenomenale, studia e lavora, perché lo studio e il lavoro fa la differenza per fare il video assistant, il VAR. Questa è la vera differenza, perché un arbitro, ripeto, lavora, studia, ma dentro di sé deve avere un qualcosa che è difficile da poter spiegare. Il VAR invece, se ci lavora, ci può veramente arrivare a risultati incredibili. Grazie. Quando finisce la partita con questo episodio, non è che io l'abbia vissuto con grande gioia, Io sono uscito e ero profondamente arrabbiato nei miei confronti, ho detto ma come faccio a prendere un rigore del genere? Cosa potevo fare di diverso? Come potevo fare meglio? Dove potevo essere più incisivo? Ma alla fine mi sono accorto che chi ha perso è venuto a farmi complimenti, chi ha vinto è venuto a farmi ovviamente complimenti. Sono uscito, nessun problema. Il giorno dopo i giornali tutti voti alti, se per quello che ci possa interessare, è comunque un aspetto mai da sottovalutare, perché quando tutti ti criticano ci sarà anche un motivo, io lo dico sempre questo. È chiaro che lì ho capito quanto la tecnologia mi avrebbe cambiato, ma questo è molto recente. Magari molti di voi hanno visto la partita, ma per chi non ha visto la partita, avete dubbi su questo che sia rigore o avete dubbi che abbia preso il pallone? Facile con le play, io parlo il primo l'arbitro c'è il primo. Ora tutti a guardare le play, è facile. Al primo io ero in televisione e ho detto palla, che è quello che ha fatto Mariani in questo caso, palla. Poi si accende una mischia, l'arbitro controlla, si prende cura di loro che non vadano oltre, fortunatamente non vanno oltre e non deve intervenire. Nel frattempo lui ha un obiettivo solo, aspettare il check dal VAR e capire se la sua decisione è corretta o meno. Con queste immagini si fa fatica a capirlo, qui si comincia a capire qualcosa di più perché il pallone sembra non toccare il giocatore del Milan. Lui sta aspettando, e quello che mi piace tanto qua dell'arbitro in questo momento è la freddezza e la tranquillità che ha, cioè non è assolutamente preoccupato del fatto che qualcuno gli possa cambiare la propria decisione, ma con molta serenità. Sta solo capendo se quello che ha visto, per quello che poteva vedere, e secondo me quello che poteva vedere è quello che ha fatto, perché lui si è fatto condizionare giustamente dal pallone. L'arbitro in area di rigore deve seguire il pallone, non deve seguire altre cose. E poi non ne cambia radicalmente direzione. Quindi lui da arbitro fa esattamente quello che gli abbiamo chiesto di fare. Ma dal momento che hai un VAR fuori, che adesso vi farò vedere l'immagine che dimostra, purtroppo non posso anticiparlo, eccolo, gesto, velocità, perché l'obiettivo principale dell'arbitro qui non è perdere tempo, ma andare al monitor, vedere la decisione e tornare a prendere la decisione.
Con questa immagine Mariani non l'ha mai avuta, guardate bene, qui il pallone lo tocca quello del Napoli, perché è sgambettato da quello del Milan. E siccome questa decisione è fallo, chiaro, in televisione, lui giustamente concede rigore. Risultato? Problemi? Zero. E qui l'arbitro ha semplicemente fatto quello che gli ha proposto un VAR correttamente. Non è che noi a Mariani abbiamo detto ora non arbitri più Serie A, Io l'ho chiamato, anzi, ho mandato un messaggio alla partita, bravissimo, tanto per essere chiari. Perché non è che qui si sia inventato le cose o abbia screditato la sua immagine, ha semplicemente dato una cosa che in campo aveva visto in maniera diversa. Ve ne faccio vedere un altro. Rientriamo in diretta, signori. Voi scrivete e noi eseguiamo. Questa mattina abbiamo letto, penso anche tu Riccardo, vari messaggi nel quale ci chiedevate di fare un po' chiarezza su quanto accaduto per quanto riguarda i biglietti, credo che sia per Napoli-Ajax, sì. Giusto, se la memoria non mi inganna. Volevo leggere innanzitutto questo passaggio di Tutto Sport e poi, grazie al nostro Emanuele Bernardo, mostrarvi quelle che sono delle immagini che sicuramente non fanno onore a nessuno, né alle forze dell'ordine né al Napoli. Sono attesi in 40.000 sabato allo stadio Maradona per la sfida con il Torino e sono andati esauriti i ticket per la trasferta in casa dell'Ajax, anche se ieri è stato forte il disagio dei 2.600 fan presentatisi a fuorigrotta per ritirare il biglietto. Per 7 ore, 7, sono rimasti in fila davanti ai soli 2 botteghini messi a disposizione per il ritiro del tagliando. Con chi ce la dobbiamo prendere? Con Ticket One? Col Napoli? Con le forze dell'ordine? Vergognoso che si debba ancora fare fila al botteghino, per me. Ormai nel 2022. Invia il biglietto, lo stampa. È già questo, francamente, un qualcosa di abbastanza vergognoso. Avevo letto anche le polemiche, che era stata una richiesta dell'Ajax, eccetera, eccetera, ma ragazzi, esistono le piattaforme, lo prendi online e poi eventualmente te lo stampi il biglietto, così come dovrebbe succedere sempre per facilitare. Tra poco vi mostreremo anche un video e vi diciamo che proveremo a sentire il Napoli per farci dare delle spiegazioni affinché anche voi, giustamente, che avete subito un disagio, possiate avere delle spiegazioni. Fatto sta che già stare 4 ore in fila per un biglietto, vedere delle scene da terzo mondo, perché di questo si parla, con gente che supera, gente che entra da tornelli laterali, altro è inqualificabile. Quindi noi chiederemo, anzi stiamo già chiedendo, allo stesso Napoli di darci a noi e a voi una risposta, perché è inconcepibile una situazione del genere, con gente in fila. Ripeto, ci sta, tra l'altro, ho appena ricevuto anche un comunicato da parte di alcuni club Napoli che vogliono appunto chiarezza. Voi lo troverete su calcionapoli24.it, anzi ringrazio anche Roberto Stanzione del Napoli Club Brescia 1926 che appunto ci ha segnalato il tutto, e faremo di tutto, perdonatemi la ripetizione, affinché sia fatta assolutamente chiarezza. Possiamo guardare le immagini, Emanuele, ci siamo, e allora le vediamo assieme perché io sono riuscito giusto a dare una occhiata rapida. E non c'erano le persone che vedevi che entravano così. Fai rispettare le cose come devono stare. Non possono passare le persone che vengono e mettiamo alle 10 del mattino. Non puoi sono andato, ma me ne sono fatto andare i tuoi colleghi mi hanno mandato. Vabbè, tutto quello che ancora era un ringrazio patatene che mi sto piatta a tavola, amore. Tu ringrazio patatene che mi sto piatta a tavola. Sono mezzo amici. Contributo breve, ma che sicuramente spiega il tutto. Praticamente ieri cosa è successo? Che persone in fila da 7 ore si sono viste poi scavalcare da altri che avevano accesso privilegiato. Adesso poi non so nemmeno quanti, non so nemmeno con quali finalità. Poi bisogna capire questi che hanno poi ritirato i biglietti quali finalità potranno avere. Secondo me più che al Napoli, in questo caso bisogna chiedere, non lo so, forse alla stessa questura di Napoli. Non so chi abbia organizzato in questo caso, però se il botteghino è al San Paolo, io credo che sia direttamente collegato al Napoli, alla società, perché ovviamente l'Ajax in tal senso dà una numerazione di biglietti, un tot di biglietti da poter vendere, non essendoci, tra virgolette, l'intermediario di mezzo che può essere Ticket One. Il problema della vendita credo che sia gestito direttamente dal Napoli. Ovviamente c'erano le forze dell'ordine, ma per far rispettare quelle che erano le file e per evitare
possibili intemperanze che alla fine si sono rivelate, e anzi, da come dimostra il video, ovviamente non c'è l'immagine che fa vedere che ci siano stati degli ingressi facilitati, però le testimonianze ci portano a questo, cioè vale a dire che le stesse forze dell'ordine abbiano fatto entrare o favorire degli ingressi laterali per altre persone. Adesso non lo so, cioè non mi voglio sbilanciare, perché però in tanti ci hanno segnalato questi disagi, e quindi è giusto che, insomma, noi come Calcio Napoli 24 e voi come spettatori, noi proveremo a fare davvero il tutto per dare chiarezza. Fatto sta che scene del genere sono inconcepibili, con 4 ore di fila per una partita di Champions. Noi siamo al Medioevo, siamo tornati. Lo Sport scriveva addirittura 7 ore di fila. 7 sembra ore, assurdo. dai, ma... Arrivano aggiornamenti anche dall'università, come aveva anticipato Radio Kiss Kiss, incontro tra Aurelio De Laurentiis e Tim Cook, possiamo dire numero 1 di Apple. Cosa è successo? Oggi lo stesso Tim Cook ha ricevuto la laurea honoris causa in Innovation International Management nell'aula magna della Federico II, in corso Umberto I. Presenti il rettore Matteo Lorito, Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento di Economia. La laudatio accademica è toccata a Luigi Cantone, ha poi seguito la lezione magistralis di Tim Cook e il conferimento della laurea. Presenti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente dell'SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha subito avvicinato per un saluto il CEO di Apple. Dopo la cerimonia, la di Apple è accompagnato dalla sua vicepresidente Lisa Jackson a San Giovanni a visitare l'Academy Apple. Quindi l'incontro a questo punto c'è stato, bisognerà capire se davvero potrà portare a delle conseguenze e per Napoli e per lo stesso Calcio Napoli. Rientrando con le telecamere in studio, volevo prendermi qualche secondo per leggere anche i vostri messaggi, visto che ci avviamo verso la conclusione. Lo so, è uscito il report, leggeremo anche quello, perché vogliamo sapere, alla fine della puntata sembrava quasi un mistero, quali saranno i sostituti di Rachmani e Politano. Io credo che siano Ostigard, e poi a destra, se non ce la fa Lozano, ballottaggio Zerbin-Elmas, secondo me. Ballottaggio Zerbin-Elmas. Secondo me è pure giunto il momento di dare una chance a Zerbin, almeno per me. Quindi Raspa lo lasciamo per ora... Ballottaggio con Simeone. Vederlo sulla destra, ripeto, sarebbe un Napoli un po' troppo a trazione anteriore, secondo me. Arrivano i vostri messaggi. Cene24, nostro punto di riferimento per le istanze verso la società. Francesco, chiaramente ti ringraziamo. A livello di comunicazione e organizzazione siamo dietro tutti. Vi possiamo solo dire, ragazzi, di aspettare, nel senso che ci stiamo già muovendo, come diceva brillantemente Riccardo, appena avremo delle novità in merito, ma più che altro per far sì che non si ripeta più. Già che sia accaduto è gravissimo, ma che possa tornare ad accadere è qualcosa che chiaramente noi non ci auguriamo e lotteremo per far sì che questa cosa non accada più. Adesso sì è il momento del report. Il nuovo sito del Napoli non è particolarmente performante, ci mette il suo tempo, però alla fine riesce anche a caricarsi. Allenamento del 29 settembre, andando al touch, siamo già pronti e vediamo con le immagini un Mattias Olivera, Zielinski di spalle, lo stesso Diego Demme, ecco vedete, tornato anche lui ad arenarsi ormai in gruppo. Leggiamo però anche la descrizione che campeggia sul sito ufficiale del Napoli. Politano, parte del lavoro personalizzato e parte del lavoro in gruppo. Osimhen, lavoro personalizzato in palestra e in campo. Sono rientrati Mario Rui, Kim Min-jae, Ostigard, Olivera e Rachmani. Manca solo Lozano. Sì, che arriverà domani. E a quanto pare non è neanche al 100%. Quindi. Da valutare il messicano, però se tanto mi dà tanto, soprattutto se effettivamente ci dovesse essere questo problema muscolare, non credo che Spalletti lo vada a rischiare contro il Torino. E allora, come dicevamo, bisogna capire chi tra Zerbin, Elmas oppure lo stesso Raspadori andrà a sostituire Politano e Lozano. Io gioco una fish su Zerbin, così, alla gioco. E allora diamola anche una, come dire, carrellata. Meret tra i pali. Destra sì. Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui o Olivera? Mario Rui. Credo Mario Rui, sì. Coppia di centrale, come abbiamo detto, Rachmani. No, Rachmani scusatemi, Rachmani out. Ostigard, quindi Kim, Ostigard, Kim. Sì, Ostigard, Kim. Centrocampo credo sia l'unico reparto dove grossi dubbi non me li porto. Bissà è rimasto a Napoli, Zielinski e Lobotka sono stati i primi a rientrare. Kvaratskhelia a sinistra non lo muovi.
Ballottaggio Raspadori-Simeone per il centro dell'attacco e idem a destra, se Lozano non recupera, ballottaggio Zerbin-Elmas. No, Bobot, voi dite che Raspadori non può giocare a destra, non è che non può giocare a destra, ti stiamo dicendo quello che ad oggi ci arriva da Castelvolturno, certo che può giocare a destra. Ha giocato una volta in carriera in Serie A per 9 minuti a destra nel Sassuolo. Però non è che evidentemente non lo può fare. Non è che non lo può fare, però non è il ruolo migliore, ma ripeto, anche dal punto di vista della fase di non possesso e dell'equilibrio. Cioè ci sarà tanto di cui lavorare sull'auto, soprattutto con gli esterni del Torino, si giocherà molto sulle fasce la partita contro i Granata. E avendo Jack Kvaratskhelia da una parte, se ci metti anche Raspadori dall'altra, è un Napoli veramente a trazione anteriore e poi la fase di non possesso rischia di andare un po' in apnea. Quale sarà l'argomento quest'oggi del filo diretto? Parliamo proprio di Zerbin, lo sai? Parliamo di Zerbin e delle scelte, se credete che Zerbin meriti una chance da titolare contro il Toro. E allora appuntamento alle 16 con Riccardo Catapano, che ovviamente andiamo a ringraziare. Grazie a te Vincenzo, grazie a Emanuele Bernardo, grazie a Giuseppe Fiori all'ufficio stampa. Restate sintonizzati come sempre su Calcio Napoli 24 TV, più tardi poi dalle 16 alle 17 il filo diretto, quindi non mancate. Mi unisco ai ringraziamenti e chiaramente vado a concluderli con voi. L'appuntamento con Calcio Napoli 24 Live è sempre lo stesso, domani alle 12. Intanto un buon proseguimento di giornata da Vincenzo Credendino e a domani con Calcio Napoli 24 Live.